A me a Cidelina sono nato un guagno, in 46, qui in piazza Escia. Dopo sono fatto un aiaccio, a mia gioventù è a Iacina. La gioventù a Iacina, un corso Napoleone, un collegio e voilà. Con tutti i miei amici sortiamo. E poi con il paese, poi vacanze, con tutti gli amici di Guagno, c'era gioventù a quell'epoca. Sortiamo, facevamo le sopraccene, così gioventù di quell'epoca qua. Con le vacanze, con le bambone. Andavamo a fare i chiosi, facevamo per inchiani. E come piaceva di fare inchiani anche con sommiere, anche con bamboni. E facevamo uino, perché era la piaggia per noi, inchiani. Voilà. È sicuro, non è più ancora. Ora non è più ciò che abbiamo conosciuto, tutto è cambiato, è sicuro da regretti, ma boh, un giorno campa lo suo canto, non c'è più, guarda, sotto la sera non c'è più niente, i tempi sortiamo, c'era tutta questa piazza Escia era piena, un muraio c'era tutta la gioventù, si rilia, c'era nei caffè, non c'è manco più caffè. Per rapporto a ciò che abbiamo conosciuto, io sono piuttosto pessimista, per la nostra identità, voglio dire, per la lingua corsa, è come se noi campavamo in continente, la stessa cosa, non c'è più questa originalità di noi, guarda, ciò che noi diamo avanti. I giovani là campano come li campano in Parigi, la stessa cosa. C'è più differenza. C'è sempre la nostalgia, è vero, di ciò che abbiamo conosciuto innanzi per rapporto a oggi, ma per me era più bella innanzi, ma boh, voglio sperare che per i giovani sarà meglio quella che è bene, che vuoi ti dico. Un messaggio di vasoida, di rispettare un po' i zoologhi, la sua gente, chi vuole che dica l'altro, non ha più tante cose a dirgli.